Servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1. Rai 2. Rai 3. Mediaset. E Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Ecco l'oroscopo di gennaio 2020 segno per segno. Ariete. Amore. Il nuovo anno inizia molto bene per quanto riguarda i sentimenti perché Venere è in aspetto molto positivo e regala possibili incontri e anche possibili avventure con persone appena conosciute. Bisogna però sfruttare le prime 2 settimane del mese per conoscere gente interessante, soprattutto se siete cuori solitari. Anche coloro che vivono una bella storia d'amore possono approfittare del periodo per vivere emozioni intense. Molti dovranno affrontare nuove responsabilità, in particolare coloro che decidono di convivere o convolare a nozze, e accettare tutto ciò che comporta la nascita di un nuovo nucleo familiare. Lavoro. Questo mese è abbastanza critico per il lavoro e quindi il nuovo anno inizia con alcune difficoltà che possono essere insormontabili durante la prima parte di gennaio. In questo periodo cercate di non portare avanti alcun progetto e se volete concludere un accordo o contratto prendete tempo. La seconda parte del mese sarà leggermente migliore, Mercurio formerà un nuovo aspetto astrologico e sarà possibile riprendere il lavoro, ottenere vantaggi e anche buoni guadagni. E proprio durante la fine del mese potrebbe arrivare una buona occasione per chi è in cerca di lavoro oppure una gratificazione per chi lavora sotto dipendenza. L'oroscopo consiglia di stare attenti agli investimenti finanziari. Toro. Amore, bellissimo periodo in amore, in particolare nella prima parte del mese sarete molto attivi sotto il profilo sentimentale. Se avete già qualcuno al vostro fianco le cose procedono abbastanza bene ed è possibile fare progetti di vita insieme. Con Giove molto favorevole è possibile decidere cose importanti come matrimonio o convivenze, o magari pensare alla nascita di un bambino. Se siete single allora dovete cercare di corteggiare proprio quella persona che vi attrae moltissimo. Sarete animati da tanta passione e proverete forti emozioni, tali da fare cose folli. Lavoro. A livello lavorativo questo periodo è davvero molto interessante. Sarete animati da una grande forza di volontà e sono anche in arrivo eccellenti notizie per i progetti che avete in mente. Non dimenticate che Urano è nel vostro cielo e chiede assolutamente di apportare cambiamenti nella vostra vita. Dunque, se state cercando un nuovo lavoro fate colloqui e spedite curriculum perché ci sono ottime possibilità che arrivi una telefonata. Se già lavorate allora ci saranno lodi e gratificazioni per i lavori ben fatti, con vantaggi economici non indifferenti. Giove e Saturno promettono ottimi guadagni soprattutto se avete deciso di cambiare alcune cose nella vostra vita lavorativa. Gemelli. Amore, la prima parte di questo mese per i nati gemelli è molto migliore rispetto alla seconda perché Venere promette di regalare belle emozioni a tutti coloro che hanno qualcuno da amare ma anche ai cuori solitari che possono fare ottimi incontri. Se siete soli non esitate ad uscire e frequentare nuovi luoghi di aggregazione per conoscere nuova gente. Tra le nuove amicizie potrebbe esserci la persona giusta per iniziare una storia d'amore. Marte però chiede di stare molto attenti al nervosismo e alla tensione che potrebbe nascere all'interno della famiglia e anche nel rapporto sentimentale per cose futili. Le coppie che sono insieme da poco tempo devono sfruttare questo mese per rinforzare la loro unione. Lavoro. Con Venere in ottima posizione nella prima metà del mese i gemelli possono dormire sonni tranquilli. Venere infatti durante le prime 2 settimane può regalare belle notizie anche a coloro che non si stanno impegnando tantissimo nel lavoro. Tuttavia, una questione legale potrebbe darvi del filo da torcere, quindi la cosa migliore da fare è procedere con estrema cautela. Dopo la metà del mese è meglio non esagerare con le spese inutili perché possono esserci problemi economici da affrontare. Dunque, aprite gli occhi e fate attenzione al portafoglio. Cancro. Amore, dopo una prima parte del mese non proprio favorevole, il passaggio di Venere nella seconda parte porta miglioramenti significativi. Potete infatti recuperare un rapporto d'amore dopo un periodo di crisi oppure, se siete single, fare interessanti incontri e innamorarvi nuovamente. Molti potranno vivere anche semplici avventure,
senza impegnarsi seriamente, sfruttando quel magico potere di seduzione che li contraddistingue. Aumenteranno invece le difficoltà per le coppie che sono in crisi e questo significa dover affrontare anche fortissime liti all'interno della relazione. Poche le possibilità di risolvere le incomprensioni, tuttavia dalla seconda parte del mese sarà possibile recuperare. Lavoro: le prime 2 settimane del mese possono essere complicate nel lavoro. Progetti e iniziative possono essere ostacolati da qualcosa o da qualcuno. Dalla metà del mese per fortuna Mercurio va via dall'opposizione e inizia un periodo sereno e proficuo, ottimo per attrarre nuove collaborazioni e nuovi guadagni. Se avete un lavoro che vi permette di condurre una vita discreta non cambiate, altrimenti il rischio è quello di rimanere senza nulla. Anche per quanto riguarda gli investimenti le stelle consigliano di non gettare via il denaro in imprese che possono soltanto creare difficoltà nel prossimo futuro. Leone. Amore: periodo di alti e bassi in amore per il Leone, questo nuovo anno inizia con Venere in opposizione fino alla metà del mese. Se volete evitare litigi e incomprensioni, oppure addirittura una separazione coniugale, sarebbe meglio evitare duri scontri con il partner. Intanto, col passare dei giorni il clima migliora leggermente e anche all'interno della famiglia è possibile vivere un periodo più favorevole. Se siete cuori solitari e pensate di poter conquistare il cuore di qualcuno, allora attendete la fine del mese, quando migliora il vostro potere di seduzione e potrete avere più successo a livello sentimentale. Lavoro: inizio di anno non molto interessante nel lavoro, ma le cose cambiano dalla terza decade del mese in poi. Da questo periodo, infatti, ci sono tante nuove occasioni per progredire professionalmente. Anche se ci sono spese impreviste e qualche problema a livello burocratico, riuscirete a gestire questo periodo portando a conclusione alcune questioni importanti. Coloro che stanno cercando un nuovo lavoro troveranno qualche difficoltà e bisogna tener duro per andare avanti, cercando di cogliere tutte le migliori opportunità che arrivano. Bisogna fare di tutto per ritrovare la fiducia nelle proprie capacità e solo mettendovi alla prova potrete riuscirci. Vergine. Amore: il mese di gennaio inizia con qualche difficoltà nella sfera sentimentale dei nati del segno. In effetti, Venere non è in una buona posizione astrologica e addirittura dalla seconda parte del mese la sua opposizione può creare un clima di tensione all'interno della famiglia e con la persona amata. Se state vivendo un periodo di crisi, allora cercate di risolvere tutto con il dialogo e l'ottimismo ed evitate di trascinare le situazioni fino alla fine del mese. Bisogna mantenere la calma e procedere con serenità. I cuori solitari non riescono al momento a vivere serenamente i nuovi incontri. Lavoro: in questo mese Mercurio può offrire buone occasioni a livello lavorativo. Anche i guadagni possono essere consistenti e possono giungere ottime opportunità per farvi realizzare alcuni progetti professionali importanti. Quindi, se state cercando un lavoro, proponetevi senza esitazione e qualcosa otterrete. Nella seconda parte del mese qualche telefonata può rivoluzionare la vostra vita. Se avete deciso di fare investimenti finanziari o immobiliari, allora le prime 2 settimane sono eccellenti perché tutto quello che esce dalle vostre tasche adesso potrà ritornare duplicato molto presto. Bilancia. Amore: il periodo può essere molto intrigante per i Bilancia che sono in coppia. In particolare le prime 2 settimane possono essere vissute con tanta complicità e comprensione ed eventuali malesseri con il partner possono essere risolti facilmente. Dalla seconda parte del mese Venere si sposta nel cielo, ma non dovrebbero esserci complicazioni, solo un po' di monotonia all'interno della coppia. Se siete cuori solitari e state cercando di fare nuovi incontri, ci sono tutte le occasioni per vivere nuove esperienze. Le amicizie che nascono sotto questo cielo possono trasformarsi in amore durante i prossimi mesi. Lavoro: nella sfera lavorativa ci sono belle novità dalla seconda parte del mese, quando con il sostegno di Mercurio e Marte tutto diventa più facile anche per coloro che non hanno ancora un lavoro. Il denaro non è un problema in questo mese e possono esserci grossi guadagni, tutto dipende dagli affari che riuscite a concludere. Il periodo è ottimo per intraprendere nuove strade professionali, per trasferirsi in una nuova città e iniziare un nuovo lavoro.
e anche per progredire a livello economico con nuovi investimenti che possono portare fortuna nei mesi a venire. Scorpione. Amore, i primi giorni di questo mese si aprono con un po' di nervosismo per gli Scorpioni. Con Marte nel cielo litigare sarà molto facile anche per cose molto banali. Se avete un rapporto d'amore da recuperare dovete rimandare alla seconda metà del mese, quando la quadratura di Venere sarà meno complicata da gestire. Anche per i cuori solitari la prima parte del mese sarà molto deludente per quanto riguarda le conquiste amorose. Per fortuna poi tutto migliora e possono arrivare nuove amicizie interessanti. Lavoro, ottime notizie per il lavoro. Con Mercurio in transito nel segno ci sono bellissime occasioni a livello professionale. Il sostegno del Sole conferma la possibilità per chi ha un lavoro di ricevere lodi e gratificazioni, oppure ottenere un aumento di stipendio. È anche possibile ricevere una migliore offerta professionale e in ogni caso tutte le situazioni sono volte a consolidare un successo. L'oroscopo consiglia quindi di muoversi e mettersi in gioco, e di sfruttare quel pizzico di fortuna che il destino vi ha riservato. Sagittario. Amore, in questo mese di inizio anno i nati del segno che sono single potranno innamorarsi nuovamente, magari dopo la rottura di una relazione sentimentale. Anche coloro che vivono già una storia d'amore possono essere molto fortunati e ottimisti nonostante hanno vissuto alcune incomprensioni. Venere a inizio mese può essere molto positiva per migliorare il rapporto e una stabile armonia. Anche per i single i sentimenti sono molto buoni e potranno decidere di corteggiare qualcuno. Lavoro, per quanto riguarda il lavoro, dalla metà di gennaio è possibile ricevere belle notizie, anche riguardo a nuove mansioni e quindi maggiori guadagni. Non dimenticate che il sostegno di Giove e Saturno sono fondamentali e se qualcuno vi offre una possibilità non rifiutate ma cercate di agire aprendovi alle novità. Ottimo periodo per fare investimenti finanziari, ci saranno molte occasioni favorevoli per intraprendere nuovi progetti e crescere professionalmente. Capricorno. Amore. Agli inizi del mese chi sta vivendo una relazione sentimentale intensa è attivo e presente, e dimostra le sue attenzioni con premure e pensieri carini. Buon momento per fare un regalo importante, che sia simbolo di amore eterno, e che faccia capire alla persona amata quanto è importante. Il cielo continua ad essere favorevole anche dopo la metà del mese per i cuori solitari e per tutti coloro che vogliono tornare ad amare. Se avete intenzione di andare a convivere, di sposarvi o comunque di andare a vivere con la persona che amate questa parte del mese è quella giusta per farlo. Lavoro, periodo eccellente anche per il lavoro, ci sono grandissime opportunità da sfruttare. State molto attenti alle occasioni che arrivano e non scartate nessuna possibilità perché Giove e Saturno possono portare ottime notizie. Ottimo periodo anche per fare investimenti finanziari e immobiliari. Quindi l'acquisto di una casa può essere tra i vostri progetti. Sul luogo di lavoro il clima con le persone con cui lavorate può migliorare anche dopo un periodo di litigi e incomprensioni e le vostre qualità saranno riconosciute. Un cambiamento di mansioni o ruoli potrà portare guadagni più consistenti. Acquario. Amore, gennaio inizia con varie difficoltà e ostacoli nel settore amoroso però, fortunatamente, Sole e Venere sono molto positivi fino a metà del mese. Sotto questo cielo sono favoriti coloro che hanno il forte desiderio di conoscere nuove persone e di innamorarsi. I cuori solitari possono davvero iniziare a guardarsi attorno e provare nuove emozioni. Tuttavia, se non agite e restate fermi potrete perdere varie occasioni amorose e anche le minime opportunità di vivere splendide avventure. Lavoro, il mese può essere molto positivo nel settore professionale. Infatti, Venere in posizione molto favorevole regala nuove occasioni di guadagni e nuove opportunità per coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro. Giove e Saturno tuttavia lasciano prevedere che non si tratta di un inizio del tutto semplice da gestire e bisognerà affrontare vari ostacoli per raggiungere i traguardi prefissati. Occorre insistere per realizzare i propri sogni. Pesci. Amore, il pianeta dell'amore giunge nel vostro cielo durante la seconda parte di gennaio. Da questo momento la vostra vita sentimentale può risplendere e può assumere contorni interessanti sotto il profilo sessuale.
La passione amorosa può rinvigorire anche i rapporti spenti e rendere ancora più bella la vostra storia d'amore. Se siete cuori solitari, non rifiutate un invito, perché ci sono tutte le condizioni per far nascere nuove relazioni d'amore o interessanti relazioni di amicizia. Lavoro: Giove nella seconda parte del mese transita nel vostro cielo insieme a Saturno, offre tante possibilità a livello lavorativo. Ci sono in vista importanti novità per coloro che devono costruirsi un futuro professionale. Le opportunità possono arrivare in qualsiasi momento, ma quelle migliori si verificheranno soprattutto durante le prime settimane del nuovo anno. Se state lavorando ad un progetto con altre persone, potete sperare di raggiungere eccellenti risultati. La cosa più importante da fare è tenere duro e fare scelte sagge per trovarvi bene in futuro.